Gentili telespettatori e benvenuti alla Palla Luis. Il campionato di Serie B della Lega Nazionale Pallacanestro presenta la sfida tra i padroni di casa della Luis e gli ospiti dell'Osi di Cufra Fondi, incontro valevole per la 23esima giornata del girone C. Luis che è decima in classifica con un record sotto il 50%, con 10 vittorie e 12 sconfitte, ma che viene da 4 vittorie di fila. Osi di Cufra Fondi che invece ultima in classifica, 16ª posizione, raggiunta da Venafro, non vince da 5 partite dove sono arrivate appunto 5 sconfitte e ha un record di 3 vittorie e 19 sconfitte. La partita sta per cominciare con le squadre schierate, con la Luis dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi e l'Osi di Cufra Fondi dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Luis in completo bianco, Osi di Cufra Fondi in divisa blu con strisce verticali rosse. Palla 2 lanciata in area in questo momento dall'arbitro e conquistata dagli ospiti di Fondi, con Liliu che attacca subito Faragalli. Liliu lo sfida, spalla canestro e mette subito i primi 2 punti della partita. Ottimo isolamento da parte del numero 12 contro il playmaker avversario, che adesso parte in transizione guidando l'attacco dei padroni di casa con il blocco da parte di Ramenghi. Liliu ha spazio, attenzione scusate, Faragalli ha spazio con la tripla, dentro fuori, rimbalzo della difesa di Fondi. Liliu contro Marcon, vediamo se arriva il blocco da parte del numero 15 di Giacomo. Liliu prova ad andare ancora dal numero 15 che infatti gira per Myers in mezzo alla difesa aggressiva della Luis, alla fine trova il corridoio per un compagno che però non è lesto a canestro ad andare a appoggiare al tabellone. Riesce a rubare la palla alla squadra di casa che adesso va a guidare dall'altra parte l'attacco con Faragalli verso Marcon in post medio contro Liliu. Marcon può sfruttare il mismatch, va fino in fondo e mette i primi 2 punti della partita per i bianchi di coach Paccarie, che pareggiano subito il canestro di Liliu, che infatti adesso ha subito la palla in mano a condurre le operazioni per Fondi, con Biordi che gira verso Myers che prende la tripla sbagliata, tocca solamente il ferro, poi esce addirittura fuori, la controlla Rambaldi che andrà a rimettere in campo la rimessa. Ricordiamo, nelle ultime 5 partite sono arrivate 5 sconfitte per Fondi, che ha perso anche lo scontro diretto contro Venafro, adesso è ultima in classifica a pari merito con la squadra molisana con 3 vittorie e 19 sconfitte nelle prime 22. La Luis invece è la squadra più calda del momento, 5 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 7, 4 consecutive. Intanto prende la tripla Corrieri, la mette a canestro, 5-2. Primo vantaggio della partita per la squadra di casa, che cerca adesso subito di difendere sul pick and roll giocato da Myers con il numero 17 che però adesso va a ricevere, anzi il numero 14 ovvero Biordi che gira verso un compagno, arriva la stoppatona da parte di Corrieri sotto canestro. L'ultimo a toccare è comunque il numero 20, rimessa per Fondi che dopo il primo ottimo isolamento del suo playmaker ha qualche difficoltà adesso a costruire l'attacco. Ancora Liliu riceve contro Marcon, vediamo se va direttamente da Biordi, ci prova ma perde la palla, turnover, Marcon prova ad andare fino in fondo, Marcon schiacciata, canestro e fallo, 6-2. Schiacciata in contropiede di Marcon con il numero 12 che ha corso per tutto il campo, è andato poi fino in fondo a canestro, è andato a prendere ovviamente i 2 punti più il tiro libero supplementare, con il gioco da 3 punti che va ad essere completato proprio in questo momento. Marcon mette a referto anche il libero dalla lunetta, adesso si riparte ancora con il numero 10 Myers in possesso palla, doppio playmaker per Fondi con Myers e Liliu che adesso va ancora a ricevere, spalla a canestro contro Marcon, il mismatch a favore del numero 12 che però è più lento in marcatura contro Liliu che mette 2 punti ancora della playmaker della squadra ospite, che è l'unica luce di questa squadra che sta vivendo un grande momento di crisi ma che cerca oggi di reagire. Faragalli va a girare per Marcon che è posizionato dietro la linea del tiro da 3 punti, vediamo se gioca il pick and roll con Ramenghi, preferisce andare ancora da Faragalli, dentro per Corrieri, perno di Corrieri che mette il gancio mancino dalla media distanza. Ottima giocata e ottimo piede perno da parte del numero 20. Adesso Liliu dall'altra parte verso il numero 14 Biordi, tiro dalla media distanza a canestro, terzo canestro della partita per Fondi che segna
comunque in questo inizio con discreta continuità. Dall'altra parte però la Lewis è in agguato e mantiene ancora 3 punti di vantaggio. Prova adesso ad incrementarli Marcon, la circolazione di palla non è ottimale, poi si va da Rambaldi che gira ancora verso Marcon, troppo spazio per Faragalli che può prendere la tripla che mette a bersaglio 12-6. Troppo spazio per il numero 4 Faragalli, playmaker della squadra di casa, che ha avuto la possibilità di battere senza nessun tipo di pressione da parte dei giocatori ospiti, che adesso perdono la palla in attacco. Ultimo a toccare il numero 14 Biordi e quindi rimessa per la Lewis con Faragalli, unico playmaker in campo con Chiatti che dovrebbe entrare a partita in corso. Si va da Marcon, posizionamento dentro l'area di Ramenghi che adesso blocca per il passaggio ancora di Marcon che cerca dentro Ramenghi, pick and roll giocato ma non nel migliore dei modi. Ora contropiede, transizione guidata da Biordi, palla per Lillu, poi ancora dietro, alla fine la sfera scivola fuori. L'ultimo a toccare è stato un giocatore di Fondi e quindi rimessa per la Lewis, anche se adesso c'è time out in campo sul 12-6. Si ricomincia quando sono rimasti 5 minuti da giocare in questo primo quarto, con le squadre sul 12-6. Lewis avanti e che ha doppiato la squadra ospite grazie alle triple di Faragalli, che proprio nell'ultimo frangente è riuscito dall'angolo a punire la difesa rossoblù. Difesa rossoblù che aveva lasciato troppo spazio al numero 4 e playmaker titolare in campo, con la Lewis che attacca con una certa continuità e con una certa fortuna, ottime percentuali, soprattutto grazie al reparto offensivo in dote lunghi con Gorrieri e Ramenghi sugli scudi. Adesso Di Giacomo, ottimo tagliafuori ad anticipare Ramenghi a rimbalzo, prova a guidare la transizione adesso Myers con la palla che viene data nelle mani di Romano che mette il tiro da 2 punti, 12-8. Torna sotto Fondi che adesso ha 2 possessi di distacco dalla Lewis. Faragalli, blocco di Ramenghi, gira verso Rambaldi, vediamo se cerca ancora di andare dal numero 10, prova invece un'ottima circolazione di palla che fa terminare la sfera nelle mani di Faragalli. Quindi Gorrieri prende il tiro dalla media distanza, primo ferro, poi rimbalzo da parte di Giacomo che tira la palla addosso a Ramenghi, guadagna la rimessa. Stavolta ottima la difesa di Fondi che non ha permesso alla Lewis di andare dentro dalla centro Ramenghi. Si è preferito invece una circolazione di palla sul perimetro con un tiro di Gorrieri sbagliato. Adesso grande pressione da parte di 2 giocatori della Lewis sul numero 10 Myers, che infatti commette passi che fischia l'arbitro. Ancora palla persa in attacco per Fondi con la Lewis aggressivissima in difesa. Rambaldi la rimette in campo, schiaccia verso Faragalli, quindi Gorrieri, ottima circolazione di palla ancora per Marcon che può sfidare la difesa avversaria, va dentro da Gorrieri, palla persa ancora, seconda della partita per la Lewis. Adesso va in contropiede Fondi con l'aggancio non perfetto da parte di Biordi che poi pesta la linea di fondo. Regalo da parte di Fondi all'attacco della Lewis che aveva perso palla in precedenza. Intanto adesso cambio nel reparto lunghi, fuori Ramenghi, dentro Beretta. Primo cambio della partita, non cambia però il posizionamento dei ragazzi di coach Paccarie che mantengono un solo playmaker in campo, vale a dire Faragalli, e Beretta al posto di Ramenghi a giocare da centro. Faragalli che porta palla, la gira sulla sinistra verso Marcon, ancora consegnato nelle mani del numero 4 che dà ancora il numero 12, poi in post alto da Beretta, circolazione di palla che porta la tripla di Rambaldi, tripla sbagliata, si combatte a rimbalzo, la prende Marcon, taglia fuori che non funziona, ma l'arbitro dice che la palla è comunque di Fondi. C'è stata prima una spinta, poi Marcon ha pestato la linea di fondo, quindi sarà Losi di Cufra a rimetterla in campo con Liliu che dà a Biordi contro Rambaldi. Ottimo pressing da parte della Lewis con Marcon che ruba palla, Marcon va ancora fino in fondo e mette il 14-8. Liliu, tante palle perse nel corso di questi primi minuti per la difesa di Fondi che adesso cerca di attaccare con il playmaker Liliu, gioca il pick and roll con Biordi. Liliu gira sulla sinistra verso Di Giacomo che schiaccia verso Romano che va al tiro da 2, lo mette, 14-10. Jumper cadendo all'indietro da parte del numero 7 Romano che ha già 4 nel corso di questo primo quarto. Attenzione a Marcone che prova ad andare dentro da Beretta, poi ci ripensa, gira verso Rambaldi in angolo, ancora da Beretta, post medio contro Di Giacomo, Beretta lo batte sul
Piedeperno, poi però non riesce a convertire a canestro. Rimbalzo ancora di Di Giacomo e transizione guidata da Myers. Vediamo se gioca il pick and pop con Biordi che prende la tripla, la sbaglia. Rimbalzo di Beretta. Comunque buon attacco da parte dell'Oasi di Cufra che soffre il pressing alto dei giocatori della Luis. Ora Rambaldi prova ad andare ad appoggiare a tabellone questi 2 punti che però non entrano dopo un contatto sospetto. Ora contropiede e schiacciata da parte di Biordi per il 14-12. Ennesimo punto in contropiede di questa partita con un primo quarto molto divertente, giocato a ritmi altissimi. Per il momento un solo timeout chiamato in campo, ma il ritmo è continuo. Faragalli, dopo il consegnato di Corrieri, gira verso Rambaldi che rifiuta il tiro da 3, prende quello da 2, lo mette a referto. 16-12 con la Luis che torna a più 4. Ancora una volta Rambaldi punisce dalla media distanza. E adesso siamo dall'altra parte con Liliu contro Marcon. Liliu aspetta l'uscita dai blocchi da parte di Romano. Attenzione al gancio mancino da parte di Giacomo che ha provato a lavorare sul piedeperno contro Beretta, ha sbagliato. Ora Marcona dall'altra parte fino in fondo, ancora un contropiede velocissimo del numero 12 che va a mettere altri 2 punti appoggiati a canestro. 18-12. Ora Liliu fino in fondo, Liliu manca il sottomano, ancora rimbalzo. Faragalli contropiede da Rambaldi che può schiacciare a campo aperto, preferisce appoggiare il sottomano. Ennesimo contropiede di questo primo quarto. Difesa di Fondi da rivedere. 20-12 con 3 possessi di distacco tra le due squadre. Intanto l'arbitro fischia, c'è stato un fallo da parte di Faragalli su Myers e rimessa per Fondi. Intanto altro cambio della partita con Ramenghi che torna in campo al posto di Corriere, quindi 2 lunghi, 2 centri di ruolo in campo per la Luis. Fuori dal parquet anche il playmaker titolare Faragalli ed entra Chiatti per questi ultimi 2 minuti e 10 secondi della partita in questo primo quarto. Romano va a battere la rimessa, schiaccia per Liliu, blocco da parte di Di Giacomo. Liliu prova ad andare fino in fondo, appoggia a tabellone, altri 2 punti. 20-14, 6 di distacco per Fondi che sta tenendo in attacco che tira con buone percentuali. La difesa è il problema della squadra della provincia di Latina che sta per il momento soprattutto soffrendo i lunghi della Luis che garantiscono ampie spaziature per i contropiedi di Marcon. Attenzione a Beretta che prova a lavorare prendendo la linea di fondo, va ad appoggiare a canestro. 2 punti importantissimi battendo il marcatore. Ancora Beretta pericolosissimo in post basso. Ora Liliu contro Marcon, prova ad andare fino in fondo. Liliu stoppato da parte di Ramenghi che poi addirittura ruba il pallone, lo controlla Chiatti, schiaccia per Beretta che va fino in fondo, sbaglia il canestro. Avrà comunque 2 tiri liberi sul 22-14. Luis che prova l'allungo. Primo tiro libero per Beretta, sbagliato. Le squadre sono andate complessivamente poco per il momento in lunetta, anche perché ci sono stati solamente 3 falli, 2 di Fondi, 1 della Luis. Secondo libero di Beretta, stavolta a bersaglio. 23-14 più 9. Ancora non c'è la doppia cifra di vantaggio. Fondi che regge bene in attacco, non benissimo in difesa. Luis che attacca con una certa regolarità e con buone percentuali. Difesa comunque ancora colpita grazie soprattutto a Liliu, playmaker ospite che sta giocando come al solito una grande partita. Ora Romano prova il tiro dalla media distanza, la palla rimane agganciata sul canestro. L'arbitro la dà in mano alla Luis che la va a rimettere sul parquet con Ramenghi. Chiatti guida l'attacco della squadra di casa con il pick and roll giocato con Ramenghi. Blocco, si preferisce andare da Rambaldi che gira verso Scuderi, anche lui è entrato in campo. Blocco da parte di Beretta, ancora buona circolazione. Beretta in post medio, prova ancora a girare, penetra e scarica nelle mani di Scuderi che mette la tripla che porta la Luis in doppia cifra di vantaggio. 26-14 e adesso Fondi deve reagire. Liliu guida ancora l'attacco dei rossoblù, di spalle contro Scuderi. Mismatch a favore della numero 9 che commette fallo, secondo fallo della partita per la Luis.
Luis, che ricordiamo viene da 4 vittorie consecutive e che nelle ultime 7 ne ha vinte 5, una svolta dopo il successo contro Napoli proprio nella prima partita dell'anno. Attenzione intanto alla palla dentro verso il numero 15 Di Giacomo, che appoggia a tabellone 2 punti che portano Fondi a -10 dopo l'ennesimo assist della partita da parte di Liliu. Scodieri verso Chiatti, arriva l'uscita dai blocchi da parte di Ramenghi, poi Beretta si posiziona a centro area, Beretta sbaglia l'appoggio sotto canestro, poi c'è fallo da parte della difesa, anzi dell'attacco della Luis sulla difesa di Fondi a rimbalzo, una spinta da parte di Ramenghi, terzo fallo della Luis, ancora grande errore sotto canestro per Beretta, il secondo nel corso di questo primo quarto. Luis che mantiene però ancora 10 punti di vantaggio sul 26-16. Rimessa in campo di Romano per Liliu col pressing altissimo da parte di Scuderi. Liliu adesso prova ad andare addirittura fino in fondo, scarica nelle mani di Biordi che appoggia il tabellone il 26-18. Ancora straordinario il playmaker avversario, adesso Chiatti prova l'ultimo tiro del quarto, sbagliato, si finisce 26-18 dopo il primo quarto, Luis avanti di 8. Ottimo l'attacco, difesa con ancora qualche pecca, ci rivediamo per il secondo quarto. Squadra che si riposizionano in campo con le stesse disposizioni per questo secondo quarto, dopo che abbiamo visto scorrere il primo periodo molto velocemente, solo 16 minuti per giocarne 10 effettivi. Alla fine il risultato dopo la prima frazione è stato 26-18 per la Luis, avanti di 8, che aveva raggiunto anche un massimo vantaggio di 12 punti. Luis trascinata dalle schiacciate in contropiede di Marcon. Fondi che regge grazie soprattutto alle iniziative del playmaker titolare Liliu, un giocatore che sapevamo avrebbe potuto far male alla difesa della Luis, come ha fatto in altre occasioni contro altre squadre. Fondi non perfetta in difesa, che ha subito molto, tanti 26 punti per la Luis nel corso di questo primo quarto. Vediamo la reazione da parte degli ospiti. Liliu contro Scuderi, aspetta l'uscita dai blocchi da parte di Romano che sfida Ramenghi. Romano più veloce, prova ad andare fino in fondo, penetra, scarica verso Liliu che viene però anticipato, palla rubata da parte di Scuderi che va in contropiede con la transizione guidata ancora da Chiatti. Beretta pasticcia un po', ma alla fine riesce comunque a dare il consegnato nelle mani di Ramenghi che non sbaglia, canestro facile sotto il tabellone, sottomano che porta la Luis a più 10 con una doppia cifra di vantaggio. E Fondi in attacco, Romano contro Ramenghi, Romano va alla tiro dal 2 con la mano in faccia di Ramenghi, non riesce a metterlo, letteralmente sputato dal ferro questo tiro. Ora si va ancora in transizione con Chiatti, dall'altra parte Beretta gira verso Rambaldi, blocco di Beretta, Rambaldi subisce fallo da parte di Di Marzo, anzi scusate di Luzza, e rimessa per la Luis. Rambaldi la rimette in campo verso Chiatti, rischia di perdere la palla il numero 14 che adesso se la ritrova nelle mani. Rambaldi verso Ramenghi, stoppata, vediamo se è regolare. L'arbitro dice che è regolare. Attacco comunque che rimane alla Luis perché la palla è uscita, 8 secondi sul cronometro dell'azione offensiva. Qualche dubbio sulla regolarità di questa stoppata, poi dovremo rivedere le immagini. Comunque l'arbitro assegna stoppata regolare. Rambaldi la rimette in campo verso Ramenghi, pescato sotto canestro, che appoggia altri 2 punti lunghi della Luis, ancora una volta straordinari nel pitturato, che stanno tirando con percentuali altissime. Liliu contro Scudieri dall'altra parte, Liliu prova ad andare fino in fondo, penetra, scarica verso Romano, jumper dalla media distanza e ancora bersaglio Romano, uno dei migliori marcatori di Fondi nel corso di questo primo tempo. Dall'altra parte Chiatti verso Scuderi, in post basso per Ramenghi che gira verso Beretta che appoggia a canestro il 32-20. Liliu sempre in campo il playmaker di Fondi che attacca con il pressing altissimo da parte di Scuderi. Luis che adesso difende a uomo. Liliu contro Scuderi, prova a sfruttare il blocco di Romano, poi gira ancora verso il numero 7. Romano contro Ramenghi, penetra, scarica verso Biordi, finta il tiro da 3, prende quello da 2, lo sbaglia troppo lungo, rimbalzo però da parte del numero 11 Fontana che va dall'angolo a prendere la tripla sbagliata. Stavolta il tagliafuori della Luis funziona al meglio,
Chiatti subisce fallo, e il secondo fallo di Fondi nel corso di questo secondo quarto. 32-20, 12 di vantaggio per la Lewis, con i lunghi della squadra di casa che ancora una volta fanno la differenza sotto canestro. Dall'altra parte l'Osi di Cufra trascinata dalle prestazioni di Liliu e di Romano. Scuderi, Chiatti, si posiziona Ramenghi al centro dell'area, si torna ancora da Scuderi, blocco di Beretta, prova a penetrare il numero 9. L'arbitro fischia fallo della difesa di Fondi, ancora rimessa per la Lewis che avrà 15 secondi sul cronometro dell'azione offensiva. È già però il terzo quarto della difesa ospite. Rambaldi verso Chiatti che prende la tripla fuori ritmo, Chiatti la sbaglia, rimbalzo lungo da parte di Liliu. Liliu prova a guidare subito la transizione, attacca nei primi secondi dell'azione, prende il tiro sul secondo ferro, rimbalzo catturato da Beretta che va subito da Chiatti, velocissimo in contropiede. Rambaldi prova a prendere la tripla, la sbaglia, stavolta il rimbalzo è catturato da Luzza che anticipa Beretta. Il taglio fuori della difesa di Fondi funziona, Fondi che va subito in transizione con Biordi in post basso, prova a sfidare due difensori, il raddoppio funziona. L'ultimo tocco però è di Beretta e quindi è rimessa ancora per gli ospiti che avranno la possibilità di gestire l'azione offensiva con 15 secondi sul cronometro. Liliu verso Biordi contro Beretta, torna ancora dal numero 12, pressato altissimo da Scuderi, blocco da parte di Biordi, prende la tripla cadendo all'indietro, Liliu la sbaglia. Rimbalzo di Scuderi verso Chiatti, Chiatti si ferma, preferisce lo scarico verso Scuderi. Ramenghi defilato sulla sinistra, prova l'1 contro 1, spalla canestro contro la difesa schierata e mette 2 punti con la grande piede perno che lo contraddistingue. Ancora una volta Ramenghi decisivo da quella posizione e giocando da fermo, spalle a canestro. Fontana contro Chiatti, Fontana prova a recuperare il numero 6 che però non riesce a levargli la palla, si torna sempre da Liliu che va fino in fondo, penetrazione del numero 12 che sbaglia l'appoggio, ma è ancora Liliu a trascinare gli ospiti. Ora subito dall'altra parte Rambaldi verso Ramenghi, canestro e fallo, 36-20. 6 minuti e 21 secondi sul cronometro del secondo quarto, con il punteggio che dice 36-20 per la Lewis, che da qui in poi avrà anche la possibilità di mandare direttamente i suoi giocatori in lunetta, visto che Fondi è ad un solo fallo da raggiungere il bonus. Intanto Ramenghi completa il gioco da 3 punti e si riparte con gli ospiti che cercano di reagire dopo il vantaggio dei padroni di casa che è lievitato a 17 punti. Attenzione a Myers, tornato in campo contro Chiatti, prova a girare sulla sinistra verso un compagno, passaggio sbagliato, ennesima palla persa dell'attacco di Fondi, adesso in grande difficoltà e la Lewis può affondare il colpo. Chiatti verso Scuderi che ha anche spazio, finta la tripla, prova ad andare fino in fondo, consegnato nelle mani di Ramenghi che però sbaglia. Vediamo il contropiede di Fondi che ancora una volta ha sbagliato, palla persa, Marcon la perde anche lui, alla fine la recupera il numero 14 Biordi che la appoggia a canestro. 3 palle perse consecutive nel corso di questa attestazione, alla fine alla meglio Fondi che appoggia a canestro con Biordi. Fondi che torna a meno 15, Chiatti gira verso Scuderi che è rimasto in campo per molti minuti consecutivi, ancora verso Chiatti che gira per Marcon, una serie di finte contro il marcatore. Marcon finta il tiro, alla fine non lo mette, va a prendersi 2 tiri liberi. Marcon dalla lunetta per 2 tiri liberi, con la Lewis avanti di 15 qui in casa per la 23esima giornata del girone C del campionato di Serie B contro l'Oasi di Cufra Fondi. Ricordiamo Fondi ha 3 vittorie e 19 sconfitte in classifica, in ultima posizione alla pari di Venafro, mentre Marcon intanto mette il secondo dei 2 tiri liberi, 1 su 2 per il numero 12.
Luis che invece è decima con 10 vittorie e 12 sconfitte, record del 45%, con sole 3 partite di distacco dall'8º posto occupato dalla in più Broker Scauri. Attenzione intanto a Myers che perde ancora un pallone, il terzo di fila dell'attacco di Fondi, in netta difficoltà soprattutto sul pressing dei giocatori della Luis sul parquet, che stanno veramente rendendo dura la vita agli ospiti. Attenzione adesso a Marcon che schiaccia a canestro il 40-22. Romano contro Marcon, può andare fino in fondo, si ferma invece vicino alla lunetta per mettere questo tiro da 2 che infatti va a bersaglio. Jumper cadendo all'indietro per Romano, uno dei migliori di Fondi insieme a Liliu. Marcon non ha potuto nulla su un giocatore molto più alto di lui. Attenzione ancora a Marcon che prende la linea di fondo e va ad appoggiare a canestro altri 2 punti, più 18. Adesso segna con incredibile continuità l'attacco della Luis, mentre Fondi è in grande difficoltà. Liliu prova ad andare ancora fino in fondo, viene fermato, l'arbitro dice fallosamente e quindi rimessa per l'Osi di Cufra. Rimessa in attacco per Fondi con Liliu verso Di Giacomo, gira per Myers, blocco da parte del numero 15. Myers va ancora dentro da Di Giacomo, ottimo pick and roll. Alla fine c'è il fallo di Corrieri, dovrebbe essere sul tiro. Infatti l'arbitro assegna 2 tiri liberi alla numero 15, mentre la Luis effettua un altro cambio. Torna in campo nuovamente Ramenghi per Beretta. Primo tiro libero sbagliato da parte di Di Giacomo. Secondo tiro libero per il numero 15 che sbaglia anche questo. 0 su 2 per Di Giacomo. Ramenghi cattura il rimbalzo, Chiatti qui dalla transizione verso Marcon. Ancora Chiatti, Ramenghi dentro per Marcon che prende la linea di fondo, taglia tutta l'area, poi gira per Corrieri che ha spazio per la tripla, la mette a bersaglio. 24 scusate, più 21 della Luis, che adesso dilaga con percentuali in attacco straordinarie per la squadra di coach Paccarier. Blocco da parte di Giacomo per Myers che torna ancora al numero 15, penetra e scarica verso la tripla da parte di Biordi, che è un vero e proprio mattone. Rimbalzo di Marcon che guida la transizione ancora per Corrieri, fallo su di lui, 2 tiri liberi in arrivo per il numero 20 e Luis che prova a chiuderla già qui. Primo tiro libero per Corrieri, sbagliato. Secondo tentativo per il numero 20, autore di una tripla qualche secondo fa, e adesso ha mandato in lunetta dalla difesa di Fondi. Segna il secondo tiro libero, 46-24, 22 di scarto, notte fonda per i giocatori ospiti. Attenzione intanto a Ramenghi che stoppa Myers, ancora una volta una difesa incredibile della Luisa che va in transizione con Corrieri che sbaglia l'appoggio. Ora subito dall'altra parte Liliu prende la tripla, la sbaglia, poi correzione volante di Biordi, 46-26. 20 punti di scarto tra la Luis e l'Osi di Cufra Fondi quando manca poco alla fine di questo secondo quarto. Ramenghi in post basso contro Di Giacomo da Perchiatti che appoggia a canestro, non riesce a segnare, prende però il fallo, 2 tiri liberi, ha sfiorato il gioco da 3 punti. Ci saranno però 2 tentativi della lunetta per il numero 6 che è un ottimo tiratore.
Chiatti, primo tiro libero sbagliato. Non grandi percentuali dal campo per quanto riguarda i tiri liberi per le due squadre, con Chiatti che adesso mette il secondo, 1 su 2 anche per lui. Intanto entra in campo per la prima volta il numero 5 De Dominicis per la Luis, esce Chiatti, entra in campo anche Faragalli, che a questo punto diventa l'unico playmaker della squadra di coach Paccarie. Liliu contro Marcon, Liliu scarica verso Romano che prende un altro jumper, stavolta lo sbaglia, rimbalzo di Ramenghi che controlla e cede a Faragalli, consegnato nelle mani di Marcon che va da Gorrieri in post basso, ancora da Marcon, ottima circolazione di palla, blocco di Gorrieri per il numero 4, Faragalli gira sempre per Gorrieri, quindi da Marcon, blocco del numero 20, Marcon dopo 2 pick and roll nell'azione prova il tiro dalla media distanza, secondo ferro, stavolta funziona il tagliafuori della difesa di Fondi che adesso prova ad attaccare con il numero 11 Fontana che gira per Liliu che prende la tripla a bersaglio, 47-29, torna sotto i 20 di distacco Fondi, ma la partita è tutt'altro che riaperta e Faragalli adesso può ancora attaccare. Marcon sempre per il numero 4, c'è poca circolazione di palla con la Luiz che gira sempre verso il numero 12 che va da Ramenghi in posta alto contro Di Giacomo, gira per Faragalli, c'è posizionato De Dominici sul perimetro, Faragalli prende la tripla, la mette a bersaglio, Luiz che raggiunge quota 50 e sul punteggio di 50-29 chiama timeout Fondi. 2 minuti e 5 secondi sul cronometro del secondo quarto, quindi 2 minuti e 5 secondi all'intervallo lungo, con la Luiz che ha letteralmente dilagato, più 21 contro Fondi, 50-29, già 50 punti a referto per l'attacco di coach Paccarie, veramente inarrestabile, che tira con percentuali straordinarie. Intanto l'arbitro fischia una palla a 2 qui, anzi no, la palla è della Luiz. C'è stato un fallo da parte del numero 11 Fontana che aveva cercato poi di recuperare in qualche modo, niente da fare, palla alla Luiz con Faragalli che ha il controllo delle operazioni contro Fontana, gira per Marcon, ancora consegnato nelle mani di Faragalli, sempre Marcon che va sotto canestro verso Gorrieri, c'è stato un fallo da parte della difesa di Fondi e Gorrieri viene ancora una volta mandato in lunetta per il semplice motivo che l'Oasi di Cufra ha già raggiunto il bonus. Gorrieri, primo tiro libero sbagliato, secondo tiro libero per Gorrieri a bersaglio, 51-29. Intanto cambio per la Luiz, fuori Marcon, dentro Scuderi. Fondi prova adesso ad attaccare con Fontana, pressato altissimo dalla difesa della Luiz, grande aggressività veramente per gli uomini in bianco. Attenzione intanto a Di Giacomo che va a controllare questa sfera, la gira ancora verso Biordi, fallo commesso da Gorrieri su Biordi e possesso che rimane a Fondi con 9 secondi sul cronometro dell'azione offensiva. Fontana verso Biordi, in qualche modo controlla, gira per Romano che ha spazio per prendere la tripla che mette a bersaglio, 51-32, torna sotto i 20 di svantaggio Fondi, che però non riesce a segnare con continuità, subisce troppo in difesa. Faragalli contro Fontana, aspetta l'uscita dai blocchi di Scuderi, blocco di Gorrieri, Scuderi prova ad andare fino in fondo, penetra, scarica verso il numero 20 che prende la tripla da centrocampo a bersaglio, 54-32. Myers contro Faragalli, meno di un minuto alla fine di questo primo tempo. Faragalli ruba palla, ennesimo turnover della difesa della Luiz. Faragalli prova ad alzare la layup verso Ramenghi che però sbaglia l'appoggio, ancora palla persa di Fondi, ancora recupero di Faragalli. Attenzione intanto all'infrazione che infatti arriva con Scuderi che era dall'altra parte del campo quando ha ricevuto.
Torna in campo Rambaldi, esce Corriere, autore di un'ottima prestazione. Fontana verso Myers, blocco da parte di Fontana, pick and roll giocato nell'azione con adesso Myers che si isola contro Faragalli, esce dai blocchi Romano che dà in mezzo all'area sotto a canestro per Di Giacomo, fallo su di lui, è il quarto della Lewis che comunque non lo manda in lunetta. C'è solo una rimessa per Fondi che probabilmente non riusciva ad arrivare al bonus nel corso di questo secondo quarto. Manca poco alla fine di questo primo tempo, 14 secondi sull'azione offensiva per l'Osi di Cufra che prende la tripla con Romano a bersaglio. 54-35, 19 punti di scarto. Adesso Faragalli aspetta l'uscita dai blocchi di Scuderi che arriva in questo momento, può sfruttare il mismatch contro un giocatore più piccolo. Ramenghi blocca dopo aver consegnato nelle mani di Faragalli che preferisce andare ancora da De Dominicis che appoggia a canestro un tiro che non entra. Alla fine sotto canestro si lotta, Ramenghi dopo 2 rimbalzi non riesce a segnare, prova la transizione Fondi, ennesima palla persa, ultimo a toccare è Faragalli, ma c'è comunque la rimessa per la squadra della provincia di Latina che adesso avrà la possibilità di andare a battere quella rimessa che porterà all'ultima azione offensiva, a meno di sorprese, di questo secondo quarto. L'arbitro fischia, finisce qui il secondo quarto dopo l'ultimo attacco fallito da Fondi, avanti la Lewis 54-35, ci vediamo per la ripresa. Si ricomincia per il terzo quarto qui al Pala Lewis, in scena Lewis contro Oasi di Cufra Fondi, valevole per la 23esima giornata del campionato di pallacanestro di Serie B Girone C. Alla fine del primo tempo siamo 54-35 per la squadra di casa con la Lewis avanti di 19. Oasi di Cufra che cerca di reagire adesso nella terza frazione ed è proprio la squadra ospite a rimettere in campo la sfera con Myers che consegna nelle mani di Liliu, quindi gira la palla col pick and roll giocato dalla numero 23 Luzza che prova ad andare da Di Giacomo che va ad aprire in angolo per la tripla comoda da parte di Myers ma sbagliata. Poi a rimbalzo l'ultimo tocco è di un giocatore della Lewis, più precisamente di Marcon, e quindi c'è ancora la possibilità con 14 secondi sul cronometro dell'azione offensiva per Fondi di attaccare. Blocco da parte di Biordi con l'appoggio sotto canestro di Myers, ancora sbagliato, adesso consegna nelle mani di Liliu dopo il rimbalzo offensivo. Liliu corregge e segna finalmente 2 punti dopo un'azione durata 3 lunghi possessi. Torna a segnare Fondi e adesso attacca la Lewis. Isolamento di Faragalli contro Myers, poi aspetta il taglio di Rambaldi, finta sul marcatore, poi prova il sottomano che arriva puntuale, 2 punti importantissimi di Rambaldi e primo attacco a buon fine anche per la Lewis. Myers, blocco di Biordi, Myers prova ad andare ancora del numero 14 in mezzo che gioca a spalla canestro contro Ramenghi che difende alla grande, gancio sinistro sbagliato, rimbalzo da parte di Corrieri e contropiede con Faragalli che ha spazio per prendere la tripla, la rifiuta, gira ancora Corrieri, adesso Rambaldi, l'isolamento, arriva l'uscita dai blocchi di Ramenghi, sempre per Marcon, non blocca Ramenghi, Marcon prende l'isolamento, la tripla da fermo senza ritmo, poi a rimbalzo non la cattura Corrieri, ora contropiede di Luzza che prova ad andare fino in fondo, sbaglia anche lui l'appoggio, rimbalzo sempre di Corrieri, ritmo velocissimo, Rambaldi ha spazio e tempo per la tripla che la mette 59-37. Liliu contro Marcon, Liliu prova ad andare fino in fondo, poi penetra e scarica nelle mani ancora di Luzza che non trattiene, ancora una volta attacco non certo dei migliori per Fondi e adesso fallo commesso ai danni di Marcon che attaccava in transizione. Si va alla rimessa per la Lewis che è avanti di 22 sul 59-37. Lewis che ricordiamo viene da 4 vittorie consecutive nelle ultime 4, tra l'altro 4 prestazioni straordinarie sia in merito alle percentuali d'attacco che all'intensità difensiva. Fondi invece viene da 5 sconfitte consecutive, tra queste 5 c'è stato anche il KO contro Venafro che adesso ha agganciato proprio i giocatori rosso-blu al 15° posto e penultimo che condividono con 3 vittorie e 19 sconfitte. Ora Corrieri prende la linea di fondo, gira per Rambaldi, tripla sbagliata, rimbalzo lungo ma ancora palla persa da parte di Luzzi. Rambaldi
riceve da in post basso Ramenghi che prova a sfidare, spalle a canestro di Giacomo, ancora per Rambaldi, triplo dall'angolo del numero 14, 62-37. Rambaldi letale dall'arco, ancora Corrieri poi va a anticipare l'attacco di Fondi. Veramente oggi da rivedere e legato alle singole azioni di Liliu e di Romano. Liliu prova ancora a girare, ennesima palla persa, Corrieri la recupera, turnover con Faragalli che guida la transizione, poi ancora Liliu va a deviare la palla prima che Marconi intervenga, c'è comunque una deviazione che porta ad una rimessa. 62-37, 25 di margine, 21 secondi sul cronometro dell'azione offensiva della Luis. Rambaldi, Corrieri, gira per Ramenghi, passaggio schiacciato verso Marcon che può prendere l'isolamento, poi arriva il blocco di Ramenghi che viene ancora servito, spalle a canestro, tentativo di tiro nei primi secondi dell'azione che però viene sbagliato. Luzza dall'altra parte ancora contro Rambaldi, Luzza, c'è il pressing altissimo da parte del numero 14, poi va in post basso da Di Giacomo che va a segnare il 62-39. Ottimo piede perno giocato da Di Giacomo che prova a tirare sull'attacco di Fondi, fermo a 39 con 62 punti concessi. Marcon contro Liliu, può sfruttare il mismatch contro il playmaker più basso di lui, perde però la palla, turnover da parte del playmaker numero 12 che va a guidare la transizione, finta sul marcatore, scarica per Biordi, ma c'è stato prima un fallo, vediamo se è sul tiro, l'arbitro dice di sì. 2 tiri liberi per Liliu che viene spedito in lunetta. Dopo il time out chiamato dalla panchina della Luis si ricomincia per questo terzo quarto col punteggio sul 62-39 e un tiro libero, anzi 2 tiri liberi per Liliu che mette il primo. Secondo tentativo dalla lunetta per il numero 12, sbagliato, rimbalzo lungo di Beretta, entrato in campo al posto di Corrieri, quindi adesso 2 centri di ruolo in campo per coach Paccarie con Faragalli, unico playmaker e Chiatti in panchina. Rambaldi esce dai blocchi ancora per Faragalli, arriva il pick and roll giocato con Ramenghi che blocca per Faragalli verso Marcon che va ancora da Ramenghi in posta alto contro Biordi. Ramenghi lavora, spalla a canestro, piede perno, poi prova il gancio, esce, tentativo di correzione al rimbalzo che però non arriva da parte di Beretta che adesso gioca con Faragalli che prende la tripla sbagliata, rimbalzo lungo ancora di Marcon, tap out verso ancora il numero 12 con Faragalli che ha la palla tra le mani, sempre Marcon, blocco di Ramenghi, c'è spazio per Marcon che può attaccare Biordi, fischia l'arbitro, c'è stato fallo da parte del numero 14, la spinta però non porta a il fallo sul tiro ma solamente ad una rimessa in attacco per la Luis che avrà ancora 14 secondi sul cronometro dell'azione offensiva. Rambaldi mette in campo verso Ramenghi, Ramenghi appoggia a canestro, non segna ma va a conquistare 2 tiri liberi. Primo tiro libero per il numero 10 segnato. Ancora Ramenghi dalla lunetta per il 2-2, vediamo se arriva. Arriva infatti, 64-40, 24 punti di scarto. Fondi non malissimo in attacco e la difesa però a scarseggiare, anche se poi ci sono state tantissime palle perse per gli ospiti. Luzza prova ad andare fino in fondo, poi alla fine perde la palla recuperata da Marcon. È l'ennesimo turnover della difesa della Luis che va ad attaccare Rambaldi, finta la tripla, la cede a Faragalli che la prende dall'angolo, la sbaglia, poi rimbalzo di Biordi, taglia fuori che funziona della difesa di Fondi. Liliu verso Myers, fischia l'arbitro. Fondi che rimane in attacco con 18 secondi sul cronometro dell'azione offensiva.
la rimette in campo ancora Myers verso Romano che prende il long two sbagliato, poi Ramenghi al rimbalzo riesce ad anticipare i lunghi di Fondi, transizione guidata ancora da Marcon. Rambaldi torna dal numero 12, circolazione di palla non ottimale con Marcon che prova a penetrare, scarica verso Beretta che appoggia il 66-40. Liliu, sempre lui in campo contro Marcon, vediamo se lo punta. Liliu finta su Marcon, prende la tripla che in qualche modo entra, 66-43. Reazione da parte di Fondi che ha già commesso 3 falli nel corso di questo terzo quarto e che adesso difende con la palla in mano a Faragalli. Faragalli contro Myers, aspetta l'uscita dai blocchi di Marcon, blocco di Beretta. Marcon va da Beretta in post medio, lavora contro Di Giacomo, gancio destro, ancora Beretta, implacabile, secondo canestro di filo. Lewis che ha una straordinaria percentuale dal pitturato con i lunghi che adesso entrano in partita. Intanto ancora tripla da parte di Myers, 68-46. 2 triple consecutive messe a referto da Fondi che prova a reagire in attacco anche se segna anche la Lewis. Rambaldi, Faragalli gira per Beretta che può lavorare spalla canestro, attende Marcon che prende la linea di fondo e segna altri 2 punti. Non si ferma l'attacco della squadra di casa che adesso però difende sul possesso gestito da Myers. Blocco di Biordi che poi si allontana, Myers cede a Liliu, tripla cadendo all'indietro, sbagliata. Rimbalzo di Faragalli che dà a Marcon, Marcon va fino in fondo, fallo sul numero 12, 2 tiri liberi per l'ala piccola di coach Paccarier. Entra intanto Luzza per Fondi ed esce il numero 14 Biordi, autore del fallo su Marcon. È il quarto fallo commesso dalla difesa dell'Oasi di Cufra nel corso di questo terzo quarto. Punteggio di 70-46 per la Luisa con 24 punti di scarto e Marcon dalla lunetta per il primo tiro libero segnato dal numero 12. Secondo tiro libero per Marcon a bersaglio anche questo, 2 su 2. Adesso esce dopo l'exploit il numero 12 e torna in campo Scuderi. Myers, doppio playmaker per Fondi con Myers e Liliu in campo. Myers prova ad andare alla centro da Di Giacomo che gira per Luzza che appoggia canestro del 72-48. L'attacco della squadra ospite c'è, è la difesa però che non funziona per il momento. Già concessi 72 punti alla Lewis, adesso Faragalli si isola contro Myers, aspetta l'uscita dai blocchi di Scuderi che può prendere anche la tripla, alla finta prende il tiro da 2, anzi nemmeno quello. Poi qualche difficoltà a mantenere il possesso, alla fine rimane nelle mani di Beretta che gira verso Rambaldi, tripla fuori ritmo sul primo ferro, corre Fondi, contropiede schiacciata, non segna Luzza ma subisce fallo, 2 tiri liberi. Primo tiro libero di Luzza segnato, segna anche il secondo, arriva a quota 50 Fondi, sbaglia invece, rimbalzo lungo da parte di Beretta. Faragalli gira per Scuderi, c'è in mezzo De Dominicis, anche lui nuovo entrato. Scuderi prova a lavorare col piede perno, Scuderi contro Liliu, prova a fare un mezzo miracolo, poi rimbalzo offensivo di Beretta presente sotto canestro come non mai il numero 15, poi gira la palla per la tripla ancora di Scuderi che viene sbagliata, stavolta il rimbalzo ci va Di Giacomo contro Beretta che viene anticipato, contropiede di Fondi con Liliu che prova il penetra e scarica, il penetra c'era, lo scarica no, ancora palla persa di Fondi che adesso deve subire questo contropiede. Faragalli gira verso Scuderi che prova ad andare da Beretta in post medio contro la difesa, non segna il facile appoggio dopo aver letteralmente spazzato via il difensore. Adesso ci prova Luzza che va a conquistare 2 tiri liberi. Il fallo in attacco è commesso dal numero 5 De Dominicis e è il quarto della Lewis che dal prossimo sarà anche in bonus.
si prepara a tornare sul parquet Giacomo Chiatti, esce Paragalli. Due tiri liberi per Luzza. Sbaglia il primo, il numero 23. Segna il secondo. Quota 50 raggiunta da Fondi, che adesso difende a uomo contro la Luis. Chiatti gira verso Rambaldi, verso Beretta, poi il passaggio di Dominici si è sbagliato, ma l'ultimo tocco è della difesa, credo, della squadra rossoblu, infatti c'è rimessa in attacco per la Luis. Rambaldi la rimette in campo verso Scuderi, che sfrutta il blocco di Beretta. Scuderi prova cadendo all'indietro questo mezzo miracolo col tiro da due, che viene però sputato dal ferro. Attenzione alla contropiede di Fondi e Luzza appoggia a canestro il 72-52. Torna a meno 20 la squadra ospite, con Luzza sugli scudi nel corso degli ultimi secondi, con la Luis che attacca. Chiatti tornato in campo, prova a giocare il pick and roll con Beretta, blocco da parte del numero 15, passa in mezzo Chiatti che gira verso Scuderi, dà ancora a Beretta che mette il tiro dalla media distanza da posizione centrale. Ha migliorato anche questo fondamentale il numero 15. Ora ancora la palla in mezzo per Romano che appoggia a canestro, altri 2 punti. Segna con continuità Fondi, ma non difende nel migliore dei modi la squadra rossoblu, che adesso deve ancora una volta guardarsi dall'attacco della Luis. Beretta consegnato nelle mani di Chiatti, blocco da parte del numero 15, Chiatti finta la tripla, va ancora da Beretta, in qualche modo dà ancora a Chiatti. Beretta non può tirare da 3, prova a penetrare, scarica per Scuderi che mette il tiro dalla media distanza dopo una finta. 76-54, ancora con la jumper punisce la Luis. Myers si isola contro Chiatti, blocco da parte di Giacomo. Myers tripla sputata dal ferro, poi rimbalzo da parte di Giacomo, incredibile stoppata, poi ancora tripla, ancora un errore, vola il rimbalzo Luzza che non riesce a convergere. Luis poi in contropiede viene fermata dal fallo e viene mandata in lunetta perché è già in bonus l'Oasi di Cufra. Primo tiro libero per Scuderi, sbagliato. Secondo tiro libero di Scuderi, sbagliato anche questo. 0 su 2 per il numero 9. Myers contro Chiatti. Myers aspetta l'uscita dai blocchi di Luzza, poi dà in mezzo a Di Giacomo che viene però anticipato. Poi perde la palla Scuderi che non la controlla. Ancora un suggerimento in direzione di Fontana che viene anticipato. In qualche modo mantiene il possesso Fondi, che avrà 6 secondi sull'azione offensiva. Luzza verso Myers che prova a penetrare, sbaglia l'appoggio, poi Luzza a rimbalzo riesce a conquistarla, alla fine conquista 2 tiri liberi, non segna, andrà comunque in lunetta. Luzza tiro libero per il numero 23 segnato. Ancora Luzza dalla lunetta, segna anche questo, stavolta 2 su 2. Meno 20 per Fondi, con entrambe le squadre in bonus già da qualche minuto. Chiatti, scusate, verso Scuderi che prova a appoggiare a canestro questo sottomano, poi Beretta lotta al rimbalzo e alla fine converge il 78-56.
Ultimo quarto qui al Pala Luis per questa 23esima giornata del campionato di Serie B della Lega Nazionale Pallacanestro. Girone C che oggi presenta Luis contro Oasi di Cufra Fondi. Dopo 3 quarti siamo 78-56 per la squadra di casa con 22 punti di vantaggio. Luis nettamente superiore sotto canestro grazie alla prestazione straordinaria dei lunghi centimetri della squadra di casa che si sono fatti sentire. Ospiti che hanno comunque segnato 56 punti, anche se molte palle perse ad una difesa sicuramente da rivedere. Hanno fatto la differenza per i bianchi di coach Pacarier, che adesso provano ad attaccare con Scuderi. C'è il blocco da parte di De Dominicis che adesso riceve. De Dominicis prova ad andare fino in fondo, penetra, scarica verso Chiatti, gira la palla, tripla di Rambaldi, sbagliata, secondo ferro, rimbalzo lungo di Beretta, ancora una volta rimbalzo offensivo del numero 15 e viene pescato in mezzo all'area. Beretta contro il marcatore, prova un mezzo miracolo che non riesce, la palla esce, rimbalzo di Fontana che prova ad attaccare. Fontana non ha spazio, poca circolazione di palla per Fondi, con il blocco stavolta del numero 11 su Scuderi per lasciare spazio a Myers. Quindi Romano prova ad andare da Luzza che viene anticipato. L'ultimo tocco di Rambaldi, rimessa in zona offensiva per l'Osi di Cufra Fondi con 7 secondi sul cronometro. Arriva infatti il tiro che va anche a bersaglio per 2 punti di Romano. Chiatti, De Dominicis, ancora per Chiatti, gira per Rambaldi, consegnato nelle mani del playmaker che sfida Myers. Chiatti, vediamo se prova ad andare fino in fondo. Chiatti per Beretta che prende il tiro dalla media distanza e lo segna 80-58. Myers verso Di Giacomo, vede il taglio di Romano, sbaglia però il passaggio, recupera la palla De Dominicis, transizione velocissima, poi stoppata subita da Rambaldi, anzi no, è valido il canestro, la stoppata è in ritardo, la palla è a Fondi ma i 2 punti sono convalidati alla Luis. Myers contro Chiatti, Myers si isola contro il playmaker avversario, scarica verso Romano che esce dai blocchi, palla che gira, rischia la palla persa ancora Fondi, poi un miracolo di Luzza che riesce ad andare addirittura fino in fondo, sbaglia quello che era più facile dopo aver fatto un miracolo e alla fine arriva il contropiede di Rambaldi che si fa trovare pronto sotto canestro e punisce la difesa di Fondi. Luzza aveva fatto un qualcosa di straordinario, ha sbagliato la cosa più facile, l'appoggio, e la Luis punisce. Osi di Cufra Fondi con le spalle al muro che non riesce nemmeno a reagire perché c'è questo contropiede sprecato però da Chiatti che sbaglia il passaggio verso Rambaldi. Intanto time out chiamato dall'Osi di Cufra. Si ricomincia per questi ultimi minuti di partita con la Luis avanti 84-58, 26 punti di scarto, con Fondi che era tornato a meno 20 ma che poi ha subito un paio di contropiedi che hanno definitivamente chiuso il match qui alla Pala Luis. Padroni di casa che sono vicini alla 5ª vittoria consecutiva, alla 6ª nelle ultime 8 e al raggiungimento di quel 50% che è lontano una sola partita per quanto riguarda il record. Si erano i padroni di casa 10-12 per quanto riguarda il report vittorie e sconfitte prima di questa partita, saranno verosimilmente a 11-12, 3 gare di distacco dall'8º posto occupato da Scauri, anche se bisognerà vedere cosa farà la squadra della provincia di Latina. Dalla provincia di Latina vengono anche gli ospiti di questa sera, Fondi, che adesso sono in lunetta con Di Giacomo, che ha segnato il primo canestro e che sbaglia il secondo. Chiatti, Rambaldi, ancora per Chiatti, prova a girare sulla destra per Scuderi che prende la tripla, 87-59. Luis che punta a questo punto ad arrivare a quota 100 punti, anche perché questi risultati sono importantissimi in termini di differenza canestri contro le dirette avversarie, visto che la sfida per i playoff sarà verosimilmente equilibrata e al cardiopalma fino alla fine. Intanto fallo ancora della difesa della squadra in bianco contro gli ospiti rossoblu che avranno ancora 14 secondi per l'azione offensiva.
Liliu verso Romano, ancora fallo della difesa della Luis. È il terzo fallo in pochi secondi per i padroni di casa. Liliu la rimette ancora in campo. Romano gira per il tiro da 3 di Fontana, poi si lotta a rimbalzo con Liliu che non la prende Scuderi, transizione velocissima, attenzione alla palla che gira verso Rambaldi che può mettere la tripla, la sbaglia. Poi Di Giacomo anticipa Beretta al rimbalzo. Liliu, ancora una palla persa, tantissime palle perse del playmaker numero 12 oggi, con la Luis che attacca, ancora tripla di Rambaldi che poi però la finta non la prende, preferisce tornare da Scuderi. Adesso prova ad arrivare fino in fondo per quanto riguarda i secondi dell'azione offensiva da spendere la Luis, che gira ancora per una tripla che stavolta viene sbagliata dalla numero 8 Sanguinetti. E transizione sempre dell'Osi di Cufra con Liliu che prova ad appoggiare a canestro, un vero e proprio traversone questo tentativo di tiro, ennesimo errore. Chiatti va da Beretta che non schiaccia, dà invece a Rambaldi che segna. Time out chiamato in campo da Fondi con le spalle al muro. 89-59, partita chiusa qui al Palaluis. 6 primi e 15 secondi alla fine di questa partita, con la Luis avanti 89-59, 30 punti di scarto tra le due squadre, e a questo punto diventa importante il risultato di questa partita per quanto riguarda la differenza canestri, perché ricordiamo di squadre in lotta per i playoff, o meglio per l'8º posto, ultimo disponibile per i playoff, ce ne sono tante. Una di queste è proprio la Luis che con la vittoria di oggi si porta a 11-12 per quanto riguarda il record in classifica, poco sotto il 50%. Luis che potrebbe avere appunto nella differenza canestri un fondamentale in più o un fondamentale in meno per potersi giocare la partecipazione al post-season contro le altre squadre. Adesso Sanguinetti, che è stabilmente in campo e dovrebbe esserlo fino alla fine, cede a Chiatti che gira per Scuderi, quindi Beretta ancora verso Chiatti, vediamo se prende il tiro, lo finta ancora per Beretta in post basso che aspetta Sanguinetti che prende la linea di fondo e mette il 91-59. Fontana, dall'altra parte Fontana prova a fare tutto da solo, poi scarica per la tripla di Biordi, sbagliata e non di poco. Adesso anche l'attacco di Fondi in netta difficoltà, e Luis che attacca con Chiatti, prova ad arrivare a quota 100 la squadra di coach Paccarie. Beretta da posizione centrale gira per Chiatti, blocco sempre il numero 13 pick and roll giocato, passi da parte di Chiatti e palla nelle mani della difesa dell'Osi di Cufra. Luis che ne rimetterà in campo il numero 5 De Dominicis, esce Rambaldi. Liliu, Fontana ancora verso Liliu che prende la tripla con spazio, tripla sbagliata, rimbalzo lungo che viene catturato però da Scuderi che va in contropiede con De Dominicis che appoggia a canestro, sbaglia, si lotta al rimbalzo, la prende Di Giacomo, tanti errori facili sotto canestro, poi gancio da parte di Biordi che non segna ma subisce fallo, 2 tiri liberi per il numero 14 dell'Osi di Cufra. Primo tiro libero per Biordi a segno. Secondo tiro libero per il numero 14. A bersaglio anche questo. Chiatti porta palla, cede a Sanguinetti. C'è Beretta al centro dell'area che non viene però servito. Ancora Sanguinetti, blocco di Beretta, Sanguinetti gira per Scuderi fuori dall'area, prova ad entrare Scuderi fino in fondo, 93-61. Fontana contro Schiatti, Fontana va ancora da Di Giacomo che lavora contro Beretta, non segna il primo tentativo, poi prende il rimbalzo offensivo, tap-in
per il 93-65 e De Dominicis che gira verso Sanguinetti, che scarica verso Chiatti, blocco di Beretta, picchierò in questa azione con Chiatti che prende il tiro da 2, sbagliato, rimbalzo lungo di Myers che dà subito a Biordi, va in contropiede, viene fermato fallosamente, la Lewis è in bonus e lo manda in lunetta. Primo tiro libero a bersaglio di Biordi, secondo tentativo dalla lunetta, buono anche questo, 2 su 2 ancora per Biordi. Chiatti cede a Scuderi che sfida Myers, tira per De Dominicis che vediamo se va da Beretta, preferisce invece fare tutto da solo, prova il terzo tempo sotto mano che non entra. Poi a rimbalzo la prende il numero 11 Fontana che scarica verso Maier, tiro in sospensione sbagliato, Sanguinetti conquista palla, la gira verso Scuderi che schiaccia il 95-56. Vicinissima a quota 100 la Lewis con 30 punti di vantaggio nei confronti di Fondi. Fontana verso Biordi, consegnato nelle mani di Myers, fallo ancora su Myers, 2 tiri liberi per Fondi. Primo tiro libero segnato da Myers, secondo tiro libero per il numero 10, questo è sbagliato, rimbalzo di Beretta che anticipa Di Giacomo. De Dominicis, Chiatti verso Scuderi che finta la tripla, prova ad andare a prendere il tiro da 2, preferisce ancora sotto canestro l'appoggio verso De Dominicis, poi Chiatti sfrutta il blocco di Beretta, pick e pop giocato col numero 15 che segna e subisce fallo, 97-66 e libero supplementare. Beretta completa il gioco da 3 punti, 98-66, Lewis ad un passo da quota 100 con 32 punti di scarto nei confronti di Fondi. Un'altra palla persa dall'attacco di Fondi, Sanguinetti va fino in fondo e mette il numero 100 per i padroni di casa. Adesso sconfitta che assume una piega non delle migliori per Fondi. Fallo intanto ai danni di Fontana e 2 tiri liberi per il numero 11, 2:27 alla fine. Primo tiro libero per Fontana sbagliato. Secondo tiro libero per il numero 11. Questo segnato. Chiatti attacca il numero 4 Avallone che per la prima volta fa il suo ingresso in campo. Scuderi sfrutta il blocco di Beretta, prende la tripla, non la mette. Rimbalzo lungo da parte di Fondi con 2 minuti sul cronometro di questo quarto. Adesso gancio destro da parte di Biordi che poi prende anche il rimbalzo offensivo dopo aver sbagliato il tiro, mette il gancio sinistro, grande lavoro sotto canestro del numero 14 che però non basta a evitare la sconfitta oggi a Fondi, letteralmente surclassata dai padroni di casa della Lewis che va fino in fondo
con De Dominicis sotto mano facilissimo dopo il passaggio di Chiatti. Un'altra palla persa, Luis veramente inarrestabile, dilaga ancora con De Dominicis, 4 punti di fila, secondo assist di fila di Chiatti. 104-69, siamo vicinissimi ai 40 punti di scatto. Ora prende la tripla Fontana, non la mette. Rimbalzo lungo di Sanguinetti con Chiatti che guida la transizione. Chiatti contro la pallone, blocco da parte di Beretta, gira verso Sanguinetti, ancora Beretta, attacca addirittura la difesa di Fondi, non segna, ma un terzo tempo che porta comunque 2 tiri liberi in dote alla numero 15. Primo tiro libero per la Luis con Beretta che lo sbaglia, lungo sul secondo ferro. Ancora Beretta dalla lunetta, 1 minuto e 10 secondi alla fine di questa partita. Beretta sbaglia anche il secondo tiro libero. 0 su 2 per il lungo della Luis, che è l'unico lungo di ruolo a rimanere in campo. Ora attenzione alla penetrazione da parte di Avallone, con la palla persa ancora dell'attacco di Fondi, e palla che viene data in dote alla Luis. Meno di un minuto alla fine di questa partita, 104-69, 35 punti di scarto tra la Luis e l'Oasi di Cufra. Luis che è a 50 secondi dal conquistare la sua quinta vittoria consecutiva, la sesta nelle ultime 8. Notte fonda invece per l'Oasi di Cufra, che nelle ultime 6 ha subito 6 sconfitte e dopo l'ennesimo KO si troverà in classifica ancora in ultima posizione. Vedremo che cosa farà Venafro con 3 vittorie e 20 sconfitte. Ora consegnato di Fontana nelle mani di Luzza, che gira verso Myers, blocco da parte del numero 23. Spaziature che però non arrivano per Fondi, che prova con molta stanchezza una delle ultime azioni di questa partita. Adesso c'è addirittura il fallo da parte di Scuderi, anzi di Sanguinetti, su Biordi, che va alla lunetta. Primo tiro libero di Biordi segnato. Secondo tiro libero sbagliato del numero 14. 104-70. Ora però la Luis perde palla e concede a Fondi l'ultimo attacco di questa partita. Vedremo se tireranno o no i giocatori di Fondi. L'idea è quello di non farlo. Finisce qui, la Luis batte 104-70 l'Oasi di Cufra. Fondi, quinta vittoria consecutiva, sesta nelle ultime 8. Luis ha 11 vittorie e 12 sconfitte, con un record poco sotto il 50%. Ha 2 vittorie dall'ottavo posto della Impiu Broker Scauri. L'Oasi di Cufra Fondi perde ancora, sesta sconfitta di fila. Adesso record di 3 vittorie e 20 sconfitte per i giocatori ospiti, che sono ancora ultimi in classifica.